Il governatore Luca Zaia l'ha definita una vergogna, eppure è una possibilità che alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione potrebbe effettivamente concretizzarsi. Sul piatto c'è la sorte delle scuole paritarie. La Cassazione ha stabilito infatti in merito agli istituti scolastici religiosi di Livorno che dovranno pagare ICI ed IMU. Un precedente che non è legge ma che, temono gli addetti ai lavori, potrebbe aprire la via ad una richiesta simile per tutti gli istituti paritari. Perché se una scuola statale non paga l'ICI, non paga l'IMU, non paga l'IVA, dobbiamo pagarlo noi che siamo scuola paritaria a tutti gli effetti da 15 anni ormai riconosciuti nel sistema pubblico dell'istruzione. In Veneto le paritarie sono oltre 1100, 229 delle quali in provincia di Treviso e sono frequentate da ben oltre la metà dei bimbi, poco meno di 100.000 in tutto il Veneto. Il dover pagare l'imposta comunale sugli immobili aprirebbe ad un ventaglio di possibilità come l'aumento della retta che andrebbe a gravare così direttamente sui bilanci delle famiglie. Oppure ricadrebbe sulle stesse parrocchie. Nella peggiore delle ipotesi, secondo la FISM, si potrebbe arrivare ad una chiusura di molte scuole. La situazione è fluida e sebbene dal governo siano arrivate rassicurazioni attraverso la promessa di un regime di esenzione, anche la deputata del PD, Simonetta Rubinato, ha fatto sentire la sua voce, chiedendo un tavolo di confronto urgente sul tema a Palazzo Chigi.